Quarta corsa dall'Arcoveggio, una condizionata sul miglio, sono 6 dietro le ali dell'autostart, questo lo schieramento. 1 Valdest, 2 Zuelgal, 3 Velasquez Lux, 4 Verace Chi, 5 Zico, 6 Vaumar. I favori in chiusura per Zico, Zuelgal l'alternativa principale. In partenza la velocità di Verace Chi che supera in breve Zuelgal, va a condurre. Terza posizione per Valdest, poi gli altri a seguire in fila indiana con Vaumar in ultima posizione, preceduto da Zico e Velasquez Lux che è il primo a muovere all'esterno. 15,8 i 200 iniziali, Verace Chi leader, seconda posizione per Zuelgal, poi Velasquez Lux che avanza seguito da Zico. Cavalli al completamento dei 400, coperti in 32,4. Natura davvero molto blanda quella imposta da Sandro Capenti con Verace Chi che una volta al comando non ha interesse ad alzare il ritmo della corsa. Velasquez Lux si avvicina così con in schiena Zico, se ne vanno i 600 in 48,7. Corsa estremamente tattica, fin qui si adegua Velasquez, Zico deve subirne le mosse. E gli 800 scorrono in 1,39, 15,2, una prima accelerazione davanti alle tribune con Velasquez che cerca di prendere sotto tiro Verace Chi. Alla corda è sempre Zuelgal, Zico che si impegna all'esterno mentre in corda Valdest precede Vaumar. Chilometro completato in 1,19,1, un altro 15,2. In vantaggio si mantiene Verace Chi con Velasquez coraggiosamente al suo esterno, Zico che è in schiena. E ora la corsa accelera, cioè il parziale è in 14,5, il più svelto della corsa. Zico che accenna la terza ruota, viene via deciso a 350 dalla conclusione. Velasquez Lux prova ad anticiparlo ancora, ma Zico viene con azione più redditizia. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo. Zuelgal invece alla corda, aspetterà l'open stretch. In vantaggio però è sempre Verace Chi. Zico si impegna a centropista, Verace Chi cerca di vivere sul vantaggio. Zico e Velasquez Lux probabilmente sul leader, ma è ancora Verace Chi che probabilmente si salva dagli avversari sul traguardo. 29,5 a chiudere, 1,16,6. La media al chilometro, andiamo a rivedere il probabile successo di Verace Chi, anzi praticamente da queste immagini non ci sono dubbi. Verace Chi e Sandro Capenti vincono in percorso di testa, corsa estremamente tattica. Zico subisce Velasquez Lux e deve venire in terza ruota ai 400 finali, ma a quel punto il vantaggio di Verace Chi e le energie soprattutto di Verace Chi sono ancora sufficienti per tenere a distanza lo stesso Zico e un Velasquez Lux che corre davvero molto generosamente, ma deve accontentarsi del terzo posto. Il successo per Verace Chi e Sandro Capenti, 7,75 la quota al totalizzatore.